Noi come sempre stavamo chiacchierando, tante ore questa gara di triathlon, siamo in Malesia, a Langkawi, un'isola della Malesia, meno della metà dei partecipanti previsti perché tanto impegnativa, temperature, situazioni climatiche difficili. Quante ore di gara? Allora io questa gara qua ci ho messo 13 ore e un quarto se non sbaglio, per me è la gara più lunga che ho fatto nella mia consecutive? Carriera. Sì, consecutive, perché si parte dal nuoto, il tempo si parte e il tempo viene stoppato alla fine. Quanto si nuota? Per quanto allora, si nuota io circa un'ora, e dopodiché 180 km solitamente insomma, se uno va a 36 km all'ora di media ci dovrebbe mettere 5 ore, e dopo la maratona, e lì dipende da quanto uno è forte. Insomma. Comunque io ho avuto problemi con la digestione, quindi dopo un'ora di bicicletta ho capito che c'era qualcosa che non andava, quindi mi sono messo al minimo e ho cercato di portare la gara al termine. Quindi io, insomma, per come ero preparato, per il lavoro che avevamo fatto con tutto il mio team dietro, speravo di stare sotto le 11 ore. Però quando ho visto che non andava ho detto mi metto al minimo, arrivo alla fine. La salute prima di tutto, perché tanto è inutile. No, ma anche perché proprio il corpo va in protezione, cioè quando il corpo per esempio non assorbe la colazione o proprio la digestione non funziona, proprio le gambe non girano, cioè se sei abituato a fare degli scalini con della forza non vai su. E la bicicletta io spingevo, ma andavo via a 130 battiti, quindi veramente molto molto basso. Solo dopo 3-4 ore, quindi ho iniziato a sentire che la gamba iniziava a girare, ma ormai la gara era compromessa per la mia, come posso dire? Aspettativa. Esattamente, per l'aspettativa. Però insomma la medaglia. Sì, la medaglia si porta a casa sempre. Questa è la medaglia, insomma, una bella medaglia. Quindi la medaglia, l'obiettivo è la medaglia. Dopo... Eccola, fermo lì, fermo, perfetto. Eccola qua. Che è la partecipazione comunque a una cosa. Sì. Quindi sono 13 ore belle impegnative, durante le quali una persona si deve anche nutrire, alimentare, idratare, immagino. Idratare e raffreddare, che sono due cose molto differenti, soprattutto per noi che facciamo i lunghi, perché solitamente uno dei problemi che hanno i triatleti è quello di avere problemi con la digestione e di andare poi urgentemente al bagno, perché solitamente quando si ha caldo si tende a bere, invece l'esperienza almeno mia mi ha insegnato che bisogna separare l'idratazione dal raffreddamento, quindi capire quando bisogna bere e capire quando bisogna raffreddarsi buttandosi acqua addosso. Ma il buttarsi dell'acqua addosso non è un gesto che normalmente le persone fanno, cioè quando le persone si allenano e hanno caldo bevono, non si buttano l'acqua addosso. E quindi questo gesto ripetuto in maniera spontanea durante gli allenamenti poi dopo si ripercuote anche durante la gara, quindi una persona ha caldo e beve. Ed è un errore. Bisogna imparare a raffreddarsi quando si ha caldo e a bere quando si ha sete, poi non troppo perché dopo si diluiscono ancora di più quelle che sono poi la parte salina. E quindi Ma scesi dalla bicicletta dopo un bel po' di ore, quante ore erano? Sì, io ci ho messo più di 6 ore, quindi però va bene. Va bene lo stesso, si inizia a correre. Esatto. E lì ci sono i 42 chilometri davanti, non è che sono poca cosa. Le gambe vanno o no? Perché allora, le gambe vanno... Quando si scende dalla bici già... Ma guarda, io in questa gara qui, dopo 2 ore di bicicletta, ho iniziato ad avere i crampi perché chiaramente lì la temperatura è calda, l'umidità, e quindi ho avuto problemi con il magnesio e quindi ho iniziato ad avere dei crampi e ero terrorizzato dal fatto che pensavo arrivo al cambio, parto per la maratona e lì resto inchiodato. Invece fortunatamente per i primi 15-20 km, per i 15-20 km mi hanno tenuto bene, poi hanno iniziato a venirmi i crampi di nuovo. Sempre corsa. Sì. Pensa che da quanta umidità, a un certo punto, quando il sole ha iniziato a calare, siccome lì cala abbastanza velocemente, quando il sole ha iniziato a calare, l'asfalto era completamente bagnato perché chiaramente la forza del sole iniziava a diminuire e l'umidità nell'aria iniziava a condensare e io ho finito la gara sull'asfalto completamente bagnato
ma non aveva piovuto, era l'umidità dell'aria che si condensava per terra, una roba, scivolavo. Mamma mia. Per farti capire quanta umidità. E sei riuscito a correre senza fermarti? Sì, Oppure... sì, ho camminato poco, però magari ho sempre corso, io non ho una, come posso dirti, una maratona veloce, cioè, parto con il mio ritmo e arrivo con quello lì. Però ho camminato solo pochissimi punti proprio quando avevo problemi ai crampi. Però per il resto l'ho corso. Ma quindi quando c'è da assumere queste sostanze, le proteine, i sali, è sempre mentre ci si muove? Sì, quindi non ha uno zainetto con sé? No, niente. Io ho praticamente una cintura a portanumero con tipo le munizioni. Sì, esattamente, proprio come una cartucciera. E lì io tenevo i miei sali e il mio magnesio, che insomma poi ho preso in maniera regolare, però veramente per farti capire la differenza, no, tra noi e loro, il giorno dopo quando parlavo con un atleta che era proprio di un'altra isola lì della Malesia. C'erano anche le locali? Sì, gli ho detto appunto che la mia gara non era andata benissimo perché avevo avuto problemi con il magnesio e io ho chiesto a lui quanto magnesio assumesse. Fa niente, come niente? No, perché loro sono abituati a quelle temperature, quindi sono atleti ottimizzati per quegli ambienti là, quindi io ho detto, ma pensate a saperlo. Però c'è il sassolino nella scarpa perché voglio riprovarci il prossimo anno a farla bene. Adesso ad aprile ho l'impegno in Marocco, però mi piacerebbe riprovarla perché mi sono allenato molto per questa gara qua. Considera che io normalmente il mio stile di vita, il mio standard devono essere le 4 distanze, 4 di nuoto, 200 in bici e la maratona. Io devo essere sempre pronti a farla. Poi quando si decide quale gara andare a fare, allora facciamo un lavoro proprio di perfezionamento, quindi lavoriamo sulla velocità, sulla mobilità, sulla forza massima, però il mio standard è sempre questo. E questa gara qua ci ho messo 6 mesi per prepararla bene e devo dire che ero arrivato giusto con il peso, avevo la forza giusta, il sangue era tutto a posto e quindi ero molto motivato a fare bene. E dopo purtroppo con quel burro d'arachide mi sono... un piccolo errore, quello comprendere che basta un piccolo errore, è pazzesco, una svista, guarda... una svista. Ma un'altra cosa, quindi la preparazione fondamentale, essere anche a peso, perché questa è l'altra cosa determinante, e poi psicologicamente. Come ci si arriva? Allora, il percorso delle gare di Ironman è un percorso che fondamentalmente diventa il tuo stile di vita essere un triatleta. Cioè io, anche se nei periodi come posso dirti, di lontani dalle gare, è proprio, io non riesco a non nuotare i 2000 o i 3000 metri in piscina perché fa parte del mio standard, quindi è essere un triatleta sulle distanze lunghe è proprio uno stile di vita. Poi decidi di fare la gara, però diciamo che non ti alleni per la gara, ma fai la gara perché sei allenato. Okay? Quindi sei sempre molto allenato, poi decidi di fare una gara, però io se non facessi le gare continuerei ad allenarmi lo stesso. Qual è il sacrificio più forte? Qual è il momento? Per me è la dieta. Il cibo, quindi. Sì, per me è il cibo veramente perché sono goloso. Mi alleno tanto, faccio tanta fatica, tante rinunce, però sono anche un po' goloso a tavola. Tant'è vero che quest'anno ho riflettuto anche sul fatto che io riesco a rendere bene le mie tabelle, i miei allenamenti, riesco a ottimizzarli bene perché sono seguito da Vittorio, più i ragazzi della palestra di Sport Target di Castelfranco, e perché mi sono reso conto che con loro ho un feedback quasi, non dico quotidiano, ma settimanale. Quindi vado 3 volte in palestra a settimana, quindi ho modo di vederli, ho modo di riferirli. Con il nutrizionista mi sono accorto che manca anche questa. Io ho avuto 2 grandi nutrizionisti molto bravi che mi hanno dato, anzi 3, che mi hanno dato sicuramente delle indicazioni molto importanti, che mi hanno seguito e con la quale abbiamo anche preparato i 3 mondiali. Però ho visto che mi manca proprio a me come persona, mi manca proprio il feedback quasi quotidiano ed è quello che secondo me quest'anno vorrei avere, perché prenderò Andrea della Sport Target, che ho l'appuntamento fra 3 giorni proprio, con il quale inizierò questa nuova avventura e quindi spero di tirarmi bene con il peso
per la Marathon des Sables. Quindi abbiamo visto l'allenatore, abbiamo visto il nutrizionista, poi qual è l'altra figura che sta sempre vicino a un triatleta? Sicuramente il massaggiatore. Io ho 2 persone, la Laura e addirittura Matteo. Sono 2? Sì, perché io sono abituato a fare 2 massaggi alla settimana, il lunedì, che è un massaggio decontratturante per il carico che faccio il sabato e la domenica. Solitamente la sabato e la domenica sono i 2 allenamenti un po' più lunghi, quelli un po' più carichi, quindi faccio un decontratturante il lunedì mattina alle 9 sempre, e poi mi alleno durante la settimana, e il venerdì invece con Matteo, lì è un altro massaggiatore molto più massiccio che mi fa lo sblocco delle articolazioni delle spalle e del busto, delle anche. Perché ci sono anche sollevamento pesi, c'è tutta la parte sì, ma proprio per sbloccare le articolazioni e prepararle poi il carico del sabato e del domenica. Mamma mia. Quindi sì, è un po'... E in queste escursioni, per esempio in Malesia, c'era anche il massaggiatore? No, perché io parto una settimana prima, poi per quella settimana faccio tutto da solo, insomma, mi massaggio, anche perché è una settimana di scarico quasi totale. Si fanno magari qualche giro per provare il percorso molto aerobico senza tirare in acido lattico, quindi l'ultima settimana è proprio una settimana dedicata al recupero totale. Proprio, si cerca di dormire il più possibile, cosa che purtroppo a me è mancata per via del jet lag con l'orario dell'aereo, quindi anche lì. Per cui teoricamente bisognerebbe andare lì anche 20 giorni prima per riuscire ad ambientarsi, non dormire con l'aria condizionata, prima cosa, perché d'altra parte a questo punto il fisico pian pianino si adegua, e poi prendere anche un'alimentazione più affine a quel tipo di clima, tutto spesso. Guarda, ti dico, non so se l'alimentazione, non so se potrebbe dipendere dal clima, cioè non so quale tipo di alimentazione potrebbe essere utile per quel clima lì. Però senza dubbio qualche cosa c'è e che bisogna che va studiato con sicuramente potrei informarmi per la prossima. Esatto, visto che c'è in programma. Ma prima di arrivare nuovamente, tornare in Malesia, che comunque è un posto secondo me deve essere fantastico, c'è il Marocco. Sì. Quando? Il prossimo anno, ad aprile, dal 3 al 13 aprile dovrebbe esserci la 40ª edizione della Marathon des Sables che ho fatto l'anno scorso, e quindi altra prova la prima edizione sono andato lì solo per curiosare. Sì, il mio obiettivo era finirla, cioè proprio sono andato lì senza nessun atteggiamento competitivo. Quanti chilometri? Lì erano 252 in 6 giorni, in completa autonomia, quindi devi portare via lo zaino, che può andare dai 6,5 kg ai 13,5 kg, e lì ti devi portare via tutto per vivere e correre e dormire. Sopravvivere. Ma si dorme dove? Allora, si dorme nei bivacchi che fornisce l'organizzazione, che sono sostanzialmente un tappeto e una tenda per l'ombra, basta. Però non è chiusa, quindi è solo per l'ombra. Poi di notte fa freddo? Sì, diciamo che fa freddo, più che altro fa freddo perché c'è escursione termica, nel senso che durante la giornata io l'anno scorso sono arrivato fino a 59 gradi, col mio Garmin segnava 59 gradi, e alla sera magari calano 20-25 gradi, ma sono comunque 25 gradi di meno e senti freddo anche se magari l'aria è a 25 gradi o a 30 gradi, perché l'escursione termica è molto, e quindi si dorme al freddo, senti freddo perché c'è tanto e poi magari c'è meno umidità, anche quello del discorso. Non tantissimo durante il giorno, però quello che frega è che il vento, perché lì di notte c'è molta escursione termica e quindi le correnti d'aria. Infatti la tenda solitamente, che normalmente è in piedi, poi in base a dove tira il vento dalla direzione si tende a chiuderle stile capanna, no? Ma si riesce a dormire? È sempre difficile. È sempre difficile. Sono tante ore in cui bisogna tenere botte. Ci si riesce ad orientare? Allora, per la Marathon des Sables ti dico, l'orientamento, allora noi abbiamo il roadbook che ci viene dato, quindi io ho poi diciamo un mio trascorso da militare, quindi vado bene a fare navigazione. C'è da dire che se non vi è tempesta di sabbia o vento forte, comunque i paletti si riescono a vedere. Il problema è quando ci sono queste intempeste. Esattamente. E comunque quando il regolamento della Marathon des Sables prevede che qualora tu non veda la traccia davanti, ti fermi, perché abbiamo il GPS, se vai fuori rotta ti vengono a prendere, però se non vedi dove sei
devi fermarti. Chiaro, quindi a questo, prima di fermarsi, di riprendere tutto quanto, un attimo di calma. Ci sono anche dei periodi in cui forse una fetta in più di panettone non se la può mangiare, no? Sì. In più. Sì. Allora noi ti facciamo tantissimi auguri. Bene, Naturalmente ci aggiornerai sulla prossima impresa, certo, veramente certo. impresa, quindi buon allenamento, in Bene, bocca al grazie, lupo, grazie. e grazie di averci accompagnato in questa virtuale mega maratona. Esatto, fatica. Grazie ancora a voi, cari telespettatori, a presto. Grazie, ciao.